sembrava che fosse un sondaggio serio come quello della Ipsos, che mi dà in testa col 31% delle preferenze degli agrigentini, secondo il sindaco uscente Zambuto con il 26%. Questo diffuso da Alfano, dal PDL, invece è una cosa semplicemente ridicola. Hanno ponderato le telefonate fatte agli agrigentini con i risultati elettorali del 2008 e delle comunali del 2007. È incredibile, ma è vero. Ora ripercorreremo sul monitor quello che è avvenuto. Io li ho costretti a pubblicare i criteri come prevede la legge sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo è il sondaggio commissionato dal Popolo della Libertà. Ora andiamo a vedere come è stato realizzato. Qui abbiamo l'elaborazione dati. L'elaborazione dati dice che i dati sono stati ponderati per voti di lista alla Camera e alle precedenti elezioni comunali. Ovviamente i voti di Veltroni alla Camera nel 2008 sono andati a Mariella Lobello, che è schizzata al secondo posto. Io nel 2008 non avevo nessun simbolo di riferimento per la odierna candidatura e quindi con questo criterio semplicemente ridicolo mi è stato attribuito il 13%. Pennica è andato ancora più avanti, perché a Pennica è stato attribuito il colossale voto che nel 2008 ha avuto Berlusconi quando ha stravinto le elezioni politiche, ed ha anche avuto Pennica il voto alle elezioni comunali dello schieramento che lo sostiene, cioè del PDL, le comunali passate del 2007. Quindi per gli agrigentini possono stare tranquilli. Il modo con cui è stato comunicato questo sondaggio, che dà Pennica in testa, conferma che ormai il partito di Alfano ad Agrigento è assolutamente marginale e gli agrigentini stanno finalmente facendo pagare a chi ha sfasciato la città con il popolo della cosiddetta libertà di Alfano, Piazza, Sodano, il prezzo elettorale che è giusto che loro paghino.